Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Fratelli Cellino. La qualità è emozione. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo in apertura di trasmissione che ci vedrà in viaggio all'Asinara, ma dopo anche a Villa Urbana per il Festival della Filosofia. Concluderemo parlando di agroalimentare e dei prezzi al mercato regionale dell'ortofrutta, ma adesso parliamo di auto così come facciamo ogni semestre per fare il punto della situazione, e lo facciamo con il nostro esperto Tony Orione, che ci conferma che è morto il diesel. È morto il diesel in senso buono, nel senso che facendo così un'analisi dei dati dei primi 5 mesi della nostra area, quindi insomma la vecchia provincia di Cagliari su Sardegna e area metropolitana, sono state consegnate solo 132 macchine diesel su un mercato che è oltre 5.000 pezzi. È una notizia perché fino a qualche anno fa era impensabile che il diesel fosse così scomparso. Vi do il dato delle elettriche che sono in forte crescita, nello stesso periodo 820, quindi il mondo sta cambiando e ce ne siamo accorti anche in Sardegna. Dottor Orione, ma un tempo quante auto diesel si vendevano nell'area metropolitana di Cagliari? Beh, fino a... facciamo un conto 10 anni fa, erano la metà delle auto immatricolate era a gasolio, quindi parliamo di 5-6 mila pezzi di auto a gasolio. Oggi è residuale, si vendono più auto a GPL che comunque sono in calo, sono state circa 150. Oggi il mercato è dominato dalle auto ibride, ancora dalle auto a benzina diciamo tradizionali, e la terza forza sono le auto elettriche che grazie agli incentivi hanno avuto un incremento di 500%, quindi si vendono 5 volte più rispetto all'anno scorso. È un effetto che andrà scemando perché sappiamo che gli incentivi diciamo, sono finiti e quindi si stanno targando quelle che ne hanno usufruito, però è evidente che il cambiamento stia arrivando. Io ne parlavo con un amico poco fa, Toyota ha abbandonato il diesel 7-8 anni fa e ci dissero che eravamo pazzi. Poi il mercato ci ha dato ragione. Ecco, in questo momento storico siete i primi in classifica, nell'area metropolitana addirittura avete superato la Panda. Sì, noi abbiamo tutta la gamma ibrida, full hybrid, quindi diciamo il miglior prodotto che ci sia in termini tecnologici e anche in termini di risparmio energetico. Ovviamente il vantaggio competitivo accumulato in 20 anni da Toyota proponendo questo prodotto oggi si nota anche nelle immatricolazioni. Poi voglio sperare che ci sia anche diciamo, la nostra mano in termini di capacità di soddisfare il cliente, chiaramente. Credo che sia importante per il telespettatore spiegare sempre qual è la differenza fra mild e full hybrid. Beh, si tratta di due motorizzazioni fondamentalmente diverse. Le vetture full hybrid, cioè quelle di Toyota e anche di altri marchi ormai, prima eravamo gli unici a farla, adesso in tanti si sono convertiti, hanno
un motore termico come al solito e un motore o 2 motori elettrici che supportano quello termico per far consumare meno carburante nell'utilizzo normale, inquinare molto meno e dare prestazioni tali che la macchina possa viaggiare anche soltanto con i motori elettrici. Poi ci sono le mild hybrid, che sono vetture tradizionali che hanno un piccolo motore decisamente più semplici, che consentono però di ridurre i consumi, diciamo, alle basse velocità, soprattutto in fase di spunto, e consentono alle auto di inquinare meno e quindi rientrare nei parametri obbligatori della Comunità Europea. Oggi quasi tutte le auto sono almeno mild hybrid, ci sono ancora vetture a benzina nelle piccole cilindrate o alcune vetture, diciamo, un po' più datate che hanno ancora motori termici senza neanche l'ausilio del mild hybrid, ma appunto stanno andando scemando come disponibilità, cioè le case non le propongono quasi più. Ma l'usato diesel è ancora di successo? Il mercato dell'usato è un mercato che io amo definire leggermente in ritardo. Chiaramente il cambiamento lo si nota sui motori diesel nelle vetture nuove, anche perché ci sono meno vetture diesel nei listini. Sul mercato dell'usato è ancora richiesto, perché chi cerca l'usato non cerca l'innovazione o l'ultimo modello, cerca una vettura che soddisfi le proprie esigenze, che non costi troppo, e quindi il diesel usato si vendeva tranquillamente. C'è da tenere presente che l'aumento dei costi del carburante e il fatto che oggi il gasolio costi più della benzina, a chi non fa tanti chilometri inizia un attimino a preoccupare, però c'è ancora forte richiesta di diesel usato. Lei ha parlato prima di incentivi che vanno a cessare. Recentemente il ministro Urso ha detto che rimarranno solo per i mezzi commerciali. Ma fondamentalmente questo governo è un pochettino ambivalente sulle politiche legate agli incentivi del mercato dell'auto. È stato fatto lo scorso anno un decreto che promuoveva l'acquisto di vetture elettriche, anche per, diciamo, stare dentro dei parametri di transizione che sono stati richiesti al nostro Paese, e si è voluto agevolare soltanto, diciamo, le vetture per le famiglie. Adesso ci si è resi conto che lo stesso tipo di provvedimento è necessario forse anche nei veicoli commerciali, che già hanno una buona richiesta di vetture elettriche, perché comunque soprattutto per i brevi tragitti sono molto più economiche e pratiche nell'utilizzo delle vetture, dei veicoli a gasolio. Quindi il Ministro ha annunciato, ma non è neanche chiaro come, quando e perché, ma sicuramente i prossimi interventi saranno fatti sui veicoli commerciali. Ci avviamo alle conclusioni, Orione. Oggi qual è il metodo con maggiore successo? Come si vende l'autovettura? Beh, l'autovettura, anche in funzione del fatto che i prezzi in questi anni sono un po' aumentati, tu hai anticipato che parlerai di prezzi dei beni alimentari, anche noi abbiamo subito chiaramente degli aumenti dei costi delle vetture, perché c'è stata, diciamo, ci sono delle grandi aggiunte tecnologiche sulle auto. Non è che le case vogliono guadagnare di più, le auto sono molto più complete, quindi più costose, per cui il cliente medio ormai utilizza l'acquisto con un finanziamento nella quasi totalità dei casi, anche perché insomma non è normale, ormai la gente ha capito che è inutile tenersi da parte i soldi in un cassetto o in banca che non rendono niente per poi pagare la macchina in contanti. Si acquista a rate con soluzioni che generalmente prevedono una rata non troppo alta per chi cambia la macchina ogni 4 anni riacquistandola dallo stesso marchio con condizioni molto vantaggiose. Poi ci sono altre formule finanziarie, ma sta prendendo sempre più piede il noleggio, inizia a essere richiesto anche dai privati. È una soluzione comoda perché consente di capire esattamente quanto ti costa la macchina, perché dentro la rata del noleggio, che è come la rata del finanziamento, ci sono tutti i servizi, le assicurazioni, i costi di manutenzione, le sostituzioni dei pneumatici, quindi uno sa esattamente, spendo 500 euro al mese, facciamo conto, avere quella macchina mi costa 6.000 euro all'anno più il carburante.
quando la si acquista con altre formule o addirittura pagandola in contanti non si ha ben chiaro quale sarà il costo della vettura, quanto si svaluterà, quanto mi costerà in assicurazione. Quindi il noleggio è una formula, viene detta, senza pensieri, perché non ci sono sorprese. E sta prendendo sempre più piede, perché alla fine quello che ci interessa è avere un'auto che ci è comoda, disponibile, sapendo esattamente cosa costa. Domanda finale di rigore. Guardiamo avanti, i prossimi 6 mesi, il secondo semestre del 2026 come sarà per il mercato dell'auto? Guarda, è difficile fare previsioni perché io sono un tipo molto prudente. Nelle precedenti trasmissioni ero meno ottimista di come poi i risultati sono stati importanti, perché comunque il mercato sta facendo un 15-20% in più nella nostra zona. Era un qualcosa di abbastanza insperato. Chiaramente con tutti questi chiari di luna e notizie del mondo globale che ci coinvolgono, sono aumentati i tassi 0,25, è un problema per tutti quelli che hanno un mutuo, è un problema per tutti quelli che si vogliono comprare l'auto a rate. Noi speriamo di mantenere questo contatto col mercato e che la clientela sia stimolata a sostituire le auto, perché ci sono ancora, non lo abbiamo detto, sempre più auto molto vecchie in circolazione, basta guardarsi intorno. Per strada io vedo circolare auto che hanno 20 anni, magari vendute da me quando ero ragazzino, mi fa piacere, però fa capire che ci sono troppe auto vecchie, inquinanti, pericolose, poco sicure per gli occupanti, quindi speriamo che il mercato continui a crescere. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Da oltre 50 anni, Publi A Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publi A Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Love of my soul. I don't belong to you. In collaborazione con MEDSEA, Mediterranean Sea and Coast Foundation, con lo scopo di promuovere progetti finalizzati a ridurre gli impatti che causano la perdita del patrimonio naturale, Panorama Sardo oggi presenta il progetto Thalassa 2026. Vediamo di cosa si tratta. In questo momento la Regione Sardegna sta compiendo uno sforzo che io definirei epocale, nel senso che abbiamo 128 siti della rete Natura 2000, 4 parchi regionali, 2 parchi nazionali e 7 aree marine protette. Stiamo parlando della regione in Italia insieme alla Sicilia che ha il numero di aree marine protette più alto, e il progetto Thalassa è come se fosse una gemma che si incastona in un progetto più generico, perché abbiamo una legge regionale che risale al 1939, quindi vecchia di 36 anni, e in questo momento la Regione Sardegna sta cercando di portare avanti una nuova riforma, per questo ti dico epocale, per costituire una rete ecologica regionale. Una rete ecologica regionale significa mettere in connessione ecologica tutte queste aree protette, una vera connessione che sia un lavoro di squadra per la tutela e la conservazione dei beni e delle valenze naturali. Thalassa in questo contesto è un progetto pilota che porta una sfida in avanti, ci consente di cercare di ampliare la rete Natura 2000, ampliare l'attuazione delle misure di conservazione e soprattutto ampliare la rete dei siti a mare, che è un obiettivo che ci pone l'Unione Europea. Turismo sostenibile per costruire il corridoio blu Italia-Francia, tavolo transfrontaliero con i partner di Sardegna, Corsica, Toscana e Liguria, all'Asinara per proteggere cetacei, uccelli marini e habitat vulnerabili del Mediterraneo. L'importanza dei progetti comunitari in generale, dei progetti europei o quelli anche trasfrontalieri come possono essere i vari che facciamo, gli Interreg, gli UNITMAB, insomma tutta una serie di possibilità che il parco coglie e che anche da un punto di vista politico è importante cogliere, perché non solo si tutela ovviamente innanzitutto le risorse, si cerca di dare un'educazione di un giusto sfruttamento delle risorse ittiche, per esempio su Thalassa si agisce sulla citizen science, quindi avendo come alleati i pescatori che possono aiutarci nei monitoraggi, quindi dare tutta una serie di indicazioni ambientali che ovviamente sono fondamentali per la funzionalità del parco. In secondo luogo, non meno importante, è la possibilità di preservare queste attività, di dare delle opportunità futuristiche e futuribili, dove la sostenibilità di esse e la loro replicabilità possa essere effettivamente non più
limitata. Oggi sappiamo che queste attività così artigianali, così faticose anche nella loro fattispecie, non vengono prese in considerazione dalle nuove generazioni, bensì c'è un fuggire, si va verso attività di servizi più comodi, con orari più consoni. Quindi la sfida è quella di rendere questi tipi di attività più fattibili, più consone e più sostenibili. Uno dei grandi esempi che noi possiamo fare all'Asinara è quello del pescaturismo. Fondamentalmente la pescaturismo è un'attività che è nata qua e che siamo in grado di replicare in giro per il mondo. Siamo stati premiati anche da Europark in un award del 2025 come best practice dell'Asinara, perché è possibile trasformare o dare un'opportunità in più a attività tradizionali come quella della pesca in funzione anche sostenibile, per educare il fruitore e per poi avere un introito maggiore, un introito anche più significativo, semplicemente facendo educazione. Quindi in futuro le attività economiche che insistono sul mare potrebbero non essere solo esclusivamente la pesca, potrebbero essere anche altro, no? Tutte le attività sono in grado di avere un'opportunità con queste gemellaggi, con queste unioni di forze a livello che sono uniti tutti dal mare. Il mare chiaramente ci dà una grossa opportunità perché è in grado proprio di essere quel ponte tra aree protette ma anche tra territori differenti. Con la Corsica abbiamo tantissime collaborazioni, con l'arcipelago toscano. L'obiettivo è quello di proteggere l'identità di questi luoghi, di questa tradizione, delle nostre marinerie, delle nostre anche future attività in linea con quella che è una fruizione dei parchi e delle aree protette in maniera corretta, sostenibile, nel rispetto della posidonia, nel rispetto delle attività delle specie ittiche, nella possibilità di andare a trovare e saper come gestire l'incontro con un cetaceo o con una tartaruga marina. Tutto ciò arricchisce qualcosa che ancora oggi deve essere potenziato, cioè quello di coniugare l'attività economica a quella chiaramente di conservazione ambientale, e si fa solo con queste unioni e il messaggio viene amplificato se ci sono più partner. 3 giornate consecutive che hanno portato a bordo e in aula oltre 60 persone tra cittadini, funzionari, ricercatori ed enti partner, confermando come Thalassa stia costruendo nel Nord Sardegna un corridoio blu transfrontaliero capace di unire monitoraggio scientifico e sviluppo sostenibile delle comunità locali. Possono dare un contributo alla conoscenza del mare e delle specie che in questi ambiti sono presenti. Semplicemente utilizzando il loro cellulare possono raccogliere dei dati che sono fondamentali e che possono aiutare la ricerca nel conoscere le caratteristiche e le sensibilità di questi ambienti. Le amministrazioni chiaramente con le loro attività possono, ad esempio attraverso il coinvolgimento delle scuole oppure dei cittadini stessi in attività proprio operative che mostrino come è possibile dare un contributo in qualche modo attraverso la propria attività. Nei giorni scorsi si sono concluse le attività nell'ambito del progetto Thalassa, che nelle giornate precedenti aveva portato in mare oltre 40 persone tra cittadini, ricercatori e funzionari pubblici. I partecipanti in un percorso di osservazione e conoscenza delle specie di cetacei e uccelli marini che popolano questi tratti del Mediterraneo. Quello che Thalassa si propone è proprio creare un percorso formativo di sensibilizzazione e di azione nell'area transfrontaliera di progetto, includendo operatori della pesca, ma anche aree marine protette, ma anche ricercatori ed esperti proprio per combattere il bycatch, che è una minaccia invisibile ma ha un impatto tangibile sulla vita delle specie, ma anche sulla nostra. Cos'è il bycatch e perché è così importante evitarlo?
Allora, che cos'è il bycatch? Il bycatch è la cattura accidentale in attrezzi da pesca, volontaria o involontaria. Perché dico volontaria o involontaria? Perché ovviamente gli attrezzi da pesca attuano proprio l'attività di pesca, quindi fanno sì che gli animali restino intrappolati. Cattura accidentale e involontaria però riguarda le specie non target della pesca, quindi quelle specie che non devono essere pescate da quella tipologia di attività di pesca. La cattura accidentale, il bycatch, può avvenire sia da parte di reti attive, quindi utilizzate attivamente dai pescatori sul campo, ma anche dalle reti fantasma, le ghost gear, che sono purtroppo la minaccia più importante per il tema del bycatch, perché sono tutte quelle reti disperse, abbandonate, che continuano a muoversi nella colonna d'acqua o depositarsi sui fondali e continuano ad avere il ruolo di trappole mortali, ovviamente per specie non target, come quelle inserite nel progetto Thalassa, quindi avifauna marina, uccelli marini e il tursio per il delfino costiero. Cosa significa? Che un uccello marino portato sott'acqua, così come un cetaceo, un mammifero marino portato sott'acqua, rischia di annegare, esattamente come succederebbe a chiunque, a ciascuno di noi. Quindi il bycatch è un impatto molto elevato, ha un impatto molto elevato sulla biodiversità marina, anche perché è difficilmente quantificabile, cioè al di là degli animali intrappolati e segnalati da cittadini, pescatori, personale di ente parco, persone che vivono il mare quotidianamente, quante sono quelle specie, quegli individui che rimangono intrappolati in mare e noi non possiamo averne la certezza o il numero preciso, quindi è una minaccia diretta ma non quantificabile. Ovviamente si possono fare tantissime cose per ridurre questo tipo di impatto, prima fra tutti, come quello che stiamo facendo nel progetto Thalassa, è ragionare, parlare, trovare soluzioni insieme con i pescatori, i primi che vivono il mare per lavoro, che dipendono dal mare, ma inevitabilmente il mare dipende anche da loro. Quindi quello che facciamo è creare tavoli di gestione, creare tavoli di dialogo per trovare soluzioni insieme attraverso magari innanzitutto un percorso di formazione e sensibilizzazione, quindi bisogna parlare delle specie, bisogna conoscerle, perché conoscere poi significa proteggere e quindi agire. Partendo dalla sensibilizzazione e dalla formazione, poi attività pratiche, come andare a utilizzare degli attrezzi da pesca meno invasivi oppure delle nuove tecnologie che possono andare a ridurre l'impatto del bycatch, come i dissuasori acustici, come i turtle excluder devices, quindi devices che servono proprio a ridurre l'impatto del bycatch sulle specie non target. Oggi abbiamo parlato di bycatch, di catture accidentali. È un tema che conosce, con cui è venuto già in contatto insomma, insieme al parco, ad altri enti, oppure è completamente nuovo? No, cioè il bycatch è un tema che conosciamo perché praticamente ci è capitato di fare delle catture accidentali sia di tartarughe, qualche volta è capitato anche qualche tursiope, anche se purtroppo era morto, che era finita accidentalmente nelle reti. Le tartarughe le consegniamo praticamente al CRAMA, che è l'ente preposto sull'isola dell'Asinara, il centro di recupero animali marini. Dopodiché niente, altri recuperi, ci è capitato qualche squalo, qualche a livello di verdesche, di capocchiatti e nient'altro. Come tartarughe ne abbiamo preso 2, la verità, una viva e una morta. I pescatori stiamo un pochettino più, ci stiamo emancipando nel senso della tecnologia, internet, tutte queste cose, quindi ti informi anche rispetto a prima, che magari c'era la cultura del pescatore era un po' diversa, perché uscivi al mare, tante cose magari non le sapevi oppure non ci facevi caso realmente, come invece oggi magari anche il fatto praticamente l'ecologia e tutte queste cose qua, rispetto recuperiamo per esempio la plastica, prima magari vedevi dei rifiuti galleggiare, non li lasciavi perdere, da qualche porta grande adesso ti li recuperi, che magari c'è una mentalità più green, diciamo. Benissimo. Senti, dal punto di vista delle attrezzature che riescono ad evitare il bycatch, negli anni vi siete dotati di qualcosa di specifico? Avete testato qualcosa?
Noi prima ancora della fondazione del parco c'era ancora il carcere, e allora c'era l'ICRAM, avevamo testato dei dissuasori per i delfini che ci aveva fornito il Ministero, che realmente funzionavano soprattutto sulle reti da triglia, però per una settimana, dopodiché si sono abituati i delfini e arrivavano a squadre, cioè venivano richiamati da questi ultrasuoni, questi impulsi che davano. Praticamente era un oggetto che si metteva sulla lima della rete e dava questi impulsi e allontanava i delfini. Proprio, ripeto, sono abituati Senti, gli incontri come questo di Thalassa, insomma, per riprendere un po' il discorso e fare il punto effettivamente su quante queste minacce sono importanti, dove insistono e che cosa magari utilizzare o testare come è successo anni fa, quanto sono importanti? No, sono importanti perché poi non finisci mai come si può dire, di conoscere esperienze nuove, cioè anche rispetto a cose che magari fanno dalle altre parti e viceversa, cioè scambi culturali e vedere un po', sono utili, perché prima magari forse non c'erano neanche gli strumenti per fare queste cose, però adesso ci sono e è buono perché tu senti anche i problemi che possono avere altre marinerie, oppure come è fatto adesso oggi, loro in Corsica il pescaturismo la fanno e non la fanno, e rispetto a quello che facciamo noi è completamente diverso. Per leggi burocratiche che hanno non possono portare più di un tot di persone, completamente diverso da quella che facciamo noi. Comunque utile confrontarsi. È utile confrontarsi e avere degli scambi culturali. Prima la cattura occidentale era molto più frequente di oggi. Oggi per via dei sistemi, per via delle attenzioni che danno i pescatori, anche questo qua che hanno ridotto tantissimo. Più le normative, tutta questa roba qua, però ormai il pescatore cerca sempre con l'attrezzatura che ha di ridurre alla grande il sistema di pesca. È capitato di imbattersi in tartarughe, tursio, più uccelli marini? Sì, sia tartarughe, tursio, più uccelli marini. Negli anni, la mentalità degli anni 90 non era quella di oggi, non c'era l'effetto green, allora peschavamo tutto e non c'erano normative, non c'erano metodi diversi studiati apposta proprio per non pescarli, come gli artificiali, c'è tanta roba che è stata fatta proprio per diminuire il pescare questo tipo di animali qua. Che cosa fa quando si imbatte una tartaruga in difficoltà o un tursio? C'è una tartaruga, noi qua, se è una tartaruga che si imbatte con noi non c'è problema, perché cerchiamo di liberarla e poi chiamiamo il CRAMA, che è un ente predisposto proprio per salvarli, perché è un ospedale marino che si trova a Lasinara, e poi niente, in genere sia quello lì, sia gli uccelli, cioè qualunque che ormai non ne prendiamo più, è rarissimo. Però se dovesse capitare sappiamo già dove dirigerci per consegnare. Gli uccelli marini svolgono un ruolo fondamentale nel collegare l'ecosistema terrestre dove si riproducono con quello marino dove si alimentano. Tra questi i procellariformi sono specie elusive e fortemente pelagiche che trascorrono gran parte della loro vita in mare aperto. Conoscere e proteggere queste specie attraverso progetti come Thalassa è essenziale per la salute dei nostri mari. Le aree importanti per la loro alimentazione coincidono spesso con zone cruciali anche per cetacei, tartarughe marine e grandi pesci pelagici. Noi siamo sempre di più a livello di pianeta. Fortunatamente viviamo in una regione che ancora non ha completamente subito tutte le conseguenze di questo rapporto un po' impegnativo tra la quantità di esseri umani e le risorse che sono presenti nel nostro pianeta. Però forse questo ci responsabilizza proprio per cercare nei nostri luoghi. Noi abbiamo un sistema, ad esempio, di aree protette tra le più importanti del Mediterraneo, sperimentare su questi luoghi come fossero dei laboratori proprio scientifici a cielo aperto delle nuove modalità di uso delle risorse, perché probabilmente se noi riusciamo ad usare meglio le risorse, forse anche da un punto di vista quantitativo
il nostro pianeta ne risentirebbe di meno. Ecco, quindi nei parchi il lavoro che noi facciamo, che è un lavoro abbastanza faticoso perché è impegnato su tanti fronti, ma sicuramente quello più importante è proprio la comunicazione, la sensibilizzazione, cioè cercare di trasferire verso le persone che magari vivono in altri contesti all'interno delle città, con i ritmi delle città. Ecco, però ricordarci che noi facciamo parte di un sistema naturale, siamo un pezzettino di questo ingranaggio e che se noi non rispettiamo queste leggi elementari, diciamo, della natura, del funzionamento degli ecosistemi, poi siamo i primi a pagarne le conseguenze. Noi ci occupiamo di tutte le attività che riguardano la conservazione della fauna marina, quindi abbiamo il recupero di esemplari di tartaruga marina che vengono trovati in difficoltà, il monitoraggio dei cetacei, quindi per quello che riguarda i cetacei principalmente lavoriamo nell'area marina protetta dell'Asinara sul monitoraggio della specie tursiope, ma anche in questo caso interveniamo nel caso di segnalazioni di animali in difficoltà o animali spiaggiati. Il Parco dell'Asinara è nodo della rete regionale per la conservazione della fauna marina, quindi la regione Sardegna è divisa in diverse aree di competenza. Per ogni area di competenza c'è un centro di recupero o un centro di primo soccorso per quello che riguarda il recupero dell'animale. Dopodiché ci sono 3 centri di recupero in Sardegna, all'Asinara è presente uno di questi, quindi nel nostro caso noi interveniamo nella nostra area di competenza, ma abbiamo anche delle collaborazioni con il Parco della Maddalena e con Porto Conte. Quindi da queste 2 zone arrivano gli animali che vengono trovati e recuperati in difficoltà immediatamente e poi vengono, tramite la collaborazione proprio fra i nodi della rete, vengono trasportati all'Asinara per quello che riguarda il periodo di degenza. Senti, dal punto di vista delle specie target di Thalassa, quindi il tursiope, quali sono i motivi per cui trovate questo animale in difficoltà o addirittura ha purtroppo deceduto? Allora, rispetto alle tartarughe marine, sui cetacei è molto più raro trovare un cetaceo in difficoltà ancora vivo e solitamente sono animali che vengono segnalati già morti. Per quello che riguarda il tursiope, così come tutti gli altri cetacei, è soggetto a diverse problematiche, diverse minacce, che solitamente sono collegate un po' alle minacce di tutta la fauna marina, quindi dall'inquinamento all'attività di pesca fino al traffico nautico. Quello che noi abbiamo osservato in questi anni sono problematiche relative all'attività di pesca, ad esempio segnalazioni di animali soggetti a bycatch, piuttosto che animali con lesioni provocate da corpi lineari, quindi principalmente lenze, e anche alcuni casi eccezionali, ad esempio di animali avvistati arpionati, quindi proprio danni diretti dell'attività di pesca. Anche alcuni animali trovati con lesioni traumatiche, ad esempio alla pinna dorsale, quindi lesioni o anche alla pinna caudale, lesioni causate principalmente dalle eliche, però è importante sottolineare che comunque non stiamo, almeno in quest'area, non stiamo parlando di numeri comunque grandi, sono solitamente casi eccezionali nei quali noi interveniamo su animali che vengono segnalati in difficoltà. Quanto è importante la formazione che fate e che cosa rilevate, insomma, dopo la formazione? Allora, tutta l'attività di conservazione ambientale che noi svolgiamo senza la formazione sarebbe incompleta totalmente, questo perché gran parte delle problematiche che colpiscono la fauna marina sono delle problematiche comunque legate all'impatto antropico, quindi la cosa più importante che noi possiamo fare è quella di andare a prevenire queste problematiche. Noi ci occupiamo di sensibilizzazione rivolta a diversi target, quindi sia di sensibilizzazione rivolta ai pescatori, ma anche sensibilizzazione a studenti, scuole, operatori, ma anche visitatori. Infatti il centro di recupero è aperto comunque alle visite durante la stagione estiva, quindi davvero abbiamo la fortuna di sensibilizzare migliaia di persone.
Il ruolo della sensibilizzazione è fondamentale, questo perché ovviamente innanzitutto aumenta la conoscenza, quindi senza la conoscenza è anche difficile andare ad agire su quelle che sono le problematiche. La sensibilizzazione ci permette di lavorare su due canali, quindi innanzitutto aumentare la conoscenza, prevenire le problematiche di conservazione e poi il secondo canale che invece è quello dell'intervento. In questo caso una sensibilizzazione adeguata consente anche di avere una chiamata immediata nel momento in cui una persona avvista un animale in difficoltà. L'importanza di migliorare la conoscenza per proteggere e l'importanza per la Sardegna di migliorare anche la protezione e la governance anche in ottica transfrontaliera insieme agli altri paesi. Allora, come in ogni settore, anche nel settore della tutela della natura, tutela del nostro patrimonio naturalistico, è ovvio che la conoscenza è alla base del progresso, no? Quindi vengono tutti i progetti naturalmente di cui noi facciamo parte come appunto il progetto Talassa, per proprio arrivare a traguardare questo obiettivo che noi abbiamo. E qual è l'obiettivo? Di fatto è quello non solo di aumentare, di incrementare le nostre aree tutelate seguendo quindi un obiettivo europeo, cioè il 30-30, quindi il 30% delle nostre aree devono essere tutelate, con un 10% di tutela anche abbastanza alta e rigorosa. Ma è quello di farlo accompagnandolo naturalmente al concetto di sviluppo socio-economico. Dico sempre che la parola tutela deve essere accompagnata alla parola sempre opportunità economica che io devo garantire all'interno del nostro territorio. L'incontro ha offerto un modo di confronto sulle opportunità e le sfide del turismo sostenibile nelle aree protette, sviluppandosi in una serie di workshop che hanno alimentato il dibattito. Un ruolo fondamentale è quello del Parco Nazionale dell'Asinara con la sua sede di Casarreale. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
12 mesi fa la comunità di Villa Urbana, un comune di origine romana con 1440 residenti a 20 km da Oristano, aveva scelto di partire dalle proprie radici per aprirsi al mondo ed oggi è tempo di bilanci per la seconda edizione di Trigu, Festival della Filosofia, dedicato ad Antioco Zucca e al tema Seminare il pensiero, raccogliere il futuro. Il borgo conferma la propria scelta culturale. Fare del pensiero un gesto civile, un atto quotidiano, un modo concreto di abitare il tempo e di costruire il futuro. Sì, un festival che serve per imparare a conoscerci meglio, a riflettere, per dare nuove prospettive ai giovani, per parlare di tematiche importanti come la legalità, come l'ambiente, come il pensiero, ovviamente, che serve per costruire nuovi legami, nuove comunità che devono essere pronte a percepire e a combattere quelle che sono poi le evoluzioni del futuro. Le società moderne hanno una velocità che non ci consente di ragionare, di riflettere, di cogliere i dettagli della nostra esistenza. Fermarsi a pensare dà un motivo in più per vivere, cioè dà quella sensazione di poter conoscere qualcosa che fino ad oggi non si è avuto il tempo di osservare e di scoprire. Quindi ci fermiamo tutti insieme a riflettere per cogliere quello che in questo percorso di vita accelerato non riusciamo a cogliere. Tra gli ospiti dell'evento Antonio Ingroia, ex magistrato, giornalista e politico, che ha dialogato con Sabrina Sanna. La lezione sull'intelligenza artificiale del filosofo dell'Università di Torino Maurizio Ferraris e le conclusioni del divulgatore scientifico Vincenzo Schettini, entrambi moderati dalla nostra Simona Scioli. C'è una parte del paese che è quella che per fortuna ci aiuta ad andare avanti, che si incontra nelle piazze, nelle scuole, in questi momenti di incontro. C'è certo un'altra parte del paese distratta, ecco perché occasione di incontro, di riflessione, libri come quello che ho voluto dedicare a questa storia credo che debbano servire per svegliare le coscienze che a volte sono un po' intorpidite. Paolo Borsellino in particolare è stato il mio maestro e lui diceva e si rivolgeva proprio ai giovani che stare con la legalità significa essere liberi. Lo chiamava lui il fresco profumo della libertà contro il puzzo del compromesso morale e degli accomodamenti con i poteri criminali. Ecco, respingere in qualsiasi modo qualsiasi forma di compromesso, l'intransigenza etico-morale è un punto di partenza per costruire un'Italia migliore. C'è poca fiducia di molti e c'è nelle possibilità di cambiare in meglio la realtà e quindi prevale la rabbia, a volte l'indignazione, i conflitti. Ecco, i messaggi, i modelli che uomini come Falcone e Borsellino hanno dato, quali sono stati? L'esatto opposto. Niente violenza, amore, pace e impegno per il prossimo e per la comunità. A quello dovremmo ispirarci. Le regole sono importanti, bisogna insegnarle, però accanto alle regole c'è la testimonianza, c'è l'esempio. I ragazzi di oggi, lo sperimentiamo tutti i giorni come insegnanti, hanno bisogno certo di regole definite, ma anche di modelli da seguire. Questo è molto importante. Le regole da sole non servono a niente, perché poi ci vuole la scelta, ci vuole il coraggio, ci vogliono gli strumenti per poter rispettare le regole. Bisogna prima dare quelli. Dovremmo essere più coraggiosi noi adulti. I ragazzi hanno tante risorse e dovremmo cercare forse anche di ascoltare di più i loro bisogni e le loro richieste. Quindi secondo me manca l'ascolto e manca anche la nostra capacità di individuare le loro risorse, le loro richieste. Quindi dobbiamo essere più coraggiosi noi adulti, perché i giovani lo sono, hanno voglia di costruire un mondo più giusto. L'intelligenza artificiale è in fondo la manifestazione, la rivelazione di qualcosa
che avevamo sempre saputo. Sono importanti i documenti, perché i documenti tengono traccia di quello che noi siamo, di quello che stiamo facendo, per inciso quello che stiamo facendo in questo preciso momento, e fare un documento di qualcosa. Perché? Non lo so, sicuramente per attestare il fatto che c'è stato un evento e che qualcosa è successo. Una volta fare dei documenti era molto complicato, richiedeva sforzo, determinazione. Da quando c'è il digitale tutto viene registrato e questo ha fatto sì che si generasse un'enorme quantità di documenti, e proprio questo accumulo di documenti ha fatto sì che sorgesse l'intelligenza artificiale. È una specie di nascita imprevista, un po' come dalle muffe dei funghi si è scoperto che si poteva tirar fuori la penicillina. Nel senso che l'intelligenza artificiale, così come era stata pensata da Turing nella metà del Novecento, quando ha fatto la prima macchina universale, doveva essere qualcosa di progettata dall'alto che poi eseguiva dei principi. Invece è successo esattamente il contrario. Ci siamo trovati ad avere una gigantesca quantità di documenti e di colpo si è scoperto che usando statisticamente quei documenti potevamo avere una forma di intelligenza. Mi sembra, ripeto, una cosa su cui vale la pena di riflettere. Le invenzioni hanno sempre delle origini strane. Chi ha inventato il telefono cercava di fare una radio, chi ha inventato la radio cercava di fare un telefono, e poi alla fine emergono delle cose che sorprendono tutti, ma sorprendono rivelando in realtà qualcosa di molto antico, cioè il fatto che i documenti sono indispensabili per la nostra vita. Siamo in un mondo che ci vuole capaci di vederla bene questa complessità per difenderci dalla complessità stessa. Si fa quindi partendo dalle basi, dagli inizi, dai maestri, da quelli delle scuole elementari, da quelli del conservatorio, che insegnano attraverso il gioco. Il gioco che cos'è? L'uso delle mani. L'uso delle mani vuol dire diventare artigiani della conoscenza, perché l'artigiano fa quello. E questo è una cosa che dobbiamo assolutamente recuperare. Ci sono maestri che mi fermano e mi dicono: prof, faccio i tuoi esperimenti in classe. Perfetto, è la direzione giusta. Gli errori sono un percorso necessario, come abbiamo detto durante l'incontro. Oggi abbiamo parlato di attrito. L'attrito è una forza che si oppone al moto. Se un corpo si muove, questo telefono passa attraverso l'aria e l'attrito viscoso lo frena. Non ce ne stiamo accorgendo, se lo fai in acqua si vede che lo frena. Beh, l'attrito in fondo è necessario anche nella vita. Sono i problemi, sono le difficoltà, sono gli errori, sono i fallimenti. Quando si dice fallire è necessario, è vero, è brutto fallire. È brutto perché la conseguenza è sentirsi frustrati, piangere, però ragazzi, si passa attraverso quello. L'imperativo morale di Kant, che diceva devi perché devi, non devi perché te l'ha detto la mamma, il papà, devi, punto, è un imperativo ed è bellissimo. Proviamo a capire che direzione riusciamo a dare noi adulti a questi figli, perché il devi perché devi avviene attraverso le regole, arriva attraverso le regole, non attraverso fai quello che ti pare, io ti sono amico. Alla lunga non funziona. Seminare il pensiero, raccogliere il futuro è l'atto, è il processo, è l'atto che ogni educatore fa. L'educatore è l'insegnante, è il genitore, è l'adulto. Siamo figure e siamo figure di riferimento. Se non lo facciamo noi, loro non possono da soli farlo. Ci sono ragazzi che sono dritti, che hanno una loro testa, però noi dobbiamo pensare a tutti. Non possiamo pensare solo a chi se la cava da solo. Siamo delle figure di riferimento e attraverso proprio questa semina, proprio come fa il contadino, no? Noi ultimamente a casa stiamo facendo l'orto con Francesco e vediamo queste piantine crescere. È bello, facciamo così con i ragazzi. È un lavoro di enorme pazienza, è un lavoro che necessita di tempi, non bisogna avere fretta, è molto difficile oggi perché è un mondo che ti chiede tutto in 30 secondi. Io facevo i video in YouTube all'inizio lezioni di un'ora, poi ho detto ma le faccio di mezz'ora, poi le faccio di 20 minuti, poi di un minuto, poi vai su Instagram, poi su TikTok, devi essere 30 secondi. No, per favore rallentiamo, torniamo indietro perché qui si tratta di conoscenza ed è una cosa seria. Buonasera a tutti,
sono Antonio Montoni, sono una guida ambientale escursionistica e mi occupo anche di astronomia da autodidatta, però ecco, è una passione che porto avanti, e oggi in collaborazione con Gabriella faremo questa serata misto yoga e osservazione astronomica. Parto nel presentare con l'elemento portante che diciamo lavora con noi in questa serata, che è la natura. Spesso pensiamo alla natura come un contesto di contorno, in realtà poi la natura è anche portatrice di benessere, e quindi in questo si sposa benissimo lo yoga, e spesso quando pensiamo alla natura pensiamo solo a ciò che abbiamo sulla terra, in realtà della natura fa parte anche il cielo, e quindi stasera ci diamo appuntamento per questa bellissima appunto esperienza di yoga e osservazione astronomica. Speriamo che vi piaccia. C'è stato spazio anche per la musica dell'Accademia della Sardegna, il racconto di Flavio Soriga, il concerto finale del maestro Luca Piana hanno dato forma all'armonia come modo di pensare insieme, di ascoltarsi, di riconoscersi. La musica è sicuramente una forma di pensiero e di filosofia del compositore, e diciamo che è molto affascinante il fatto di poter intuire o anche immaginare quello che un compositore pensasse, o diciamo la filosofia di un compositore che magari è vissuto 200-300 anni fa. Ripeto, è affascinante poter vedere, ascoltare, sentire. Dalla musica si capisce tanto lo stato d'animo, e spesso trovo che attraverso la musica si capisca anche quasi il tipo di persona o il tipo di vita che abbia fatto un certo compositore, e anche la filosofia legata a questa persona. Trigu si è confermato così come un'unica grande narrazione, un borgo che sceglie di seminare pensiero per raccogliere futuro, una comunità che riconosce che ogni gesto, ogni parola, ogni relazione possono diventare semi di conoscenza e di civiltà. Un festival che non celebra la filosofia come disciplina astratta, ma la pratica come educazione civile, come invito a partecipare, a interrogare il presente, a costruire insieme un orizzonte più giusto. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte miele, cioccolate e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia.
Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.